Le attività commerciali nella città di Udine hanno un profondo significato e noi oggi vogliamo parlare di un'ulteriore testimonianza di questo pensiero che stiamo sviluppando da tempo con la signora Silva Fontana, che aveva un negozio che vendeva scarpe per piedi delicati. Ci dica qual è stata la sua esperienza dal 1976 al 1996. Allora, un po' veramente tante esperienze, ma quella che mi ha colpito di più, le posso assicurare, che la sposa, siccome è un giorno particolare, speciale, trovarsi con la scarpetta desiderata, con il tessuto dell'abito composto, e poi i ballerini hanno ballato tutti con le mie scarpe, uomini dal e donne. Piccolo bimbo, anche il piccolo bimbo che comincia ad andare nelle scuole di danza, ce ne sono tuttora tante, e io facevo la scarpetta dal 29 al 46 il ballo, anche da ballo. E poi c'è stata anche una scarpa sportiva, numero 54. La scarpa 54 di quel ragazzone meraviglioso, anche quella è stata un'esperienza vissuta. Storica, eh? Ho dovuto far costruire un bravissimo artigiano padovano, questo signore ha costruito la forma, perché non esiste la forma in legno per costruire la scarpa, e anche quello è stato fatto e realizzato. Tantissime esperienze, ci vorrebbe molto tempo per raccontarle tutte, però con molta soddisfazione, gratificata. Ho lavorato sempre con tanta gioia, ho lavorato con affetto e sono stata gratificata veramente in Via tantissime Cusignacco, occasioni. Via pieno Cusignacco, centro storico. 44, sì, e ma mi conoscono. Che cosa pensa delle attività commerciali del centro storico, signora? Qual è il rischio che spariscano? È grosso perché non è facile. Oggi non è facile gestire, un po' per le spese, un po' perché le esigenze del pubblico sono tante e purtroppo i grandi hanno molto da offrire, no? E il piccolo si deve salvare, aggrappare. L'unica cosa secondo me è veramente specializzarsi, trovare qualcosa che non sia comune. Come ha fatto lei? La specializzazione è quella che salva, sì. Secondo me tuttora, io l'ho fatta tanti anni fa, ma tuttora salva, perché se lei ha un articolo, una firma, un qualcosa di diverso, un qualcosa di personale anche, capito? Salva un po'. Questa è la mentalità imprenditoriale, questa è Silva Fontana.